Ed eccoci qui di nuovo amici di Matto Scacco, avevamo detto che ci saremmo invertiti, invece no, perché l'ultima sconfitta che ci è rimasto con Ci ha l'amaro lasciato in con bocca, l'amaro in bocca, noi vogliamo provare a rifarci, quindi sempre con gli stessi assolutamente, colori. assolutamente cercare una A nuova rifarci oppure a continuare con la serie di sconfitte, no? partite sfortunate. Ma perché sfortunate con le partite cattive, no? Se Tu, perdiamo facciamo un arrocco, no? Se ne, due zeri, se ne perdiamo tre facciamo un arrocco è lungo, no? Si dice. partita, è partita Andrea, ti mando subito il link. Va bene? Ho giocato in parziale così lascio a te la Ah, scelta. cavallo F3. Allora, noi abbiamo il bianco, nuovo, che ora 1700 ho giocato, ma sai che, ok, facciamo pedone, ma sai che io penso che, perché sia negli scacchi normali, sia appunto in questa alfiere, sia in questa, diciamo, modalità pedone, è molto difficile giocare contro avversari con elo alto a tempo lungo. Vero, vero. Cioè, sembra che se tu alzi il tempo, nessuno con elo alto, cioè tutti quelli con l'elo alto ti accettano soltanto 3 minuti, 5 minuti, no? È vero, è vero. Sembra Infatti che... prima avevi messo 5 minuti senza incremento, no? Ti hai accettato un giocatore vicino ai 2200, no? Ora, ok, Sì. adesso facciamo pedone. Ok, penso sia più o meno indifferente. Vediamo se dico il vero. Sì, io pensavo questa mossa, sì, per... Ok, ok. Cosa, E no, che sì, altro sembra che pensavi quando dicevi più o meno è indifferente? di 4. Sì, di 4 diciamo che chiude anche il tuo alfiere camposcuro, no? Sì. Forse. Alfiere? Cioè, re? Sì, sembra, come dici tu, Andrea, che i professionisti non hanno mai tempo. Giocano 3 minuti, 5 minuti, è difficile trovare Pedone? qualcuno che giochi. Allora, visto che prima mi hai detto che non No, ti piace. prima era prima, tu considera, ma magari sto pensando a un'altra cosa. No, ma tu pensa a ciò che faresti tu, perché ci sono tante possibilità, cioè ce ne sono almeno, secondo me ci sono almeno 3 o 4 mosse buone. Quindi, sì. Cavallo. Per esempio, io personalmente pensavo di catturare in D5 e di spingere in D4 per provare a creargli un pedone isolato contro cui mi piace tanto Ok, giocare. Però ok. va benissimo questo schema. Ora cavallo, no? Abbiamo detto. Quindi. Sì, stavo pensando. Mm, cosa stavi pensando? Volevi metterlo in C3 forse? Sì, stavo pensando se era meglio in D2, però forse in D2 è meglio perché C3 ci auto-inchiodiamo l'alfiere. Mhm. Sì. Pedone? Mhm. Ok. Torre. Io pensavo di fare a 3 era per fare donna C2, però quando mette la donna, è molto bello mettere la torre, no? Sulla stessa colonna della sua donna. Pedone? Io credo che farai la mossa giusta. Cazzarola.
Era questa? Molto bene, molto bene, molto bene. Ora guadagniamo un pedone, no? Dovremmo guadagnare materiale così. E ora, ok, ora abbiamo noi ora ho io la responsabilità, però dai, torre, non dovrebbe succedere nulla di male. Un pedone, no? Certo, secondo il credo del materiale il pedone vale, vale. Magari, ok, a questo punto vediamo di non complicare le cose. A volte cosa di semplice così. Mm, torre. C'era di meglio? No, guarda, no, ti dico, in queste posizioni anche mi piace mettere la torre in C2 perché è molto forte la donna in A1 per dare fastidio sulla Ah, diagonale ah, e ah, giusto, raddoppiare giusto, l'altra torre, giusto, però non giusto, è... giusto, giusto, giusto. Però poi magari è una sciocchezza, magari è questione di gusti, però No, ho, no, hai ho- ragione al ho 100%. visto questa manovra tante volte, mi piace Sì, moltissimo, sì, hai ragione. però non lo so. Però ok, va benissimo anche ritirare. Ora bisogna pensare a possibili trucchi, no? Se il pedone in H2 non fosse difeso dal nostro cavallo, no? Potrebbe esserci un cavallo G4, no? Che con scoperta per lui, no? Però il cavallo in F3 difende molto bene il pedone in H2. Ok, ora vediamo un attimo. Ha un attimo da farsi. Questa mossa che ha fatto è strana. Sì? Cioè, così mi sembra strana così a vederla. Sì, anche a me. Donna. 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 Che qui non fa assolutamente nulla, quindi penso che tu voglia fare questa. Mhm. Sì, sì. Tra l'altro ci sono, ok, ora mm, donna. Ti piace anche a te la donna in A1 allora? È E che molto la donna molto in A1 bello. difende anche il pedone in A3, no? E libera l'alfiere È anche. vero, è vero. È fortissimo. Un'altra alternativa poteva essere donna C5, no? O donna C7 prima che lui avesse liberato la. Però su donna C5, donna per, torre per, cavallo di 7 avremmo dovuto tornare in C2 con la torre, non sarebbe stato molto bene. E adesso finalmente, aspetta un attimo, ok, lui vuole fare, non so cosa vuole fare. Donna, potente, no la donna in A1? Molto, molto. Non lo so. Ok, poi va bene, adesso Ah, iniziamo a sfruttare la nuova libertà di movimento. Giochiamo alfiere. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Ok. Punto farei pedone. faresti pedone. 43 secondi, Sì, devo dannazione. anche stare attento a non dire mosse che possono confondere anche perché sì, effettivamente non è mettere l'alfiere, fare pedone non è neanche una cosa normale. Qua ci sono molti modi per amministrare
il vantaggio, no? E qua bisogna cercare qualcosa di semplice e lineare. Hai ragione. E qua comunque lo scoglio del tempo, no? È di far combaciare i nostri piani, che possono essere entrambi buoni o entrambi cattivi, e diciamo che rende le cose un po' più difficili, però ce la dovremmo fare. Qua c'è l'incremento, no? Vero? C'è di 5 minuti. 5 minuti. Magari. Alfiere? Cavallo? Semplificazione. Sì, sì, va bene. Forse anche, sì, cavallo? Non F6 errore, penso. Cavallo. Molto bene. Corre. Ok, le intermedie sono micidiali. Sì, non doveva mettere la donna in F6. Abbandona. Va abbandonato. Non so se vuoi fare un attimo un'analisi Sì, veloce. sì, sì, guardiamocela volentieri così capiamo cosa si... Ho sbloccato un nuovo obiettivo, ho giocato l'apertura reti, mai giocata. Stavo pensando che si potrebbe provare a fare l'apertura a 300 anche, magari. Così mi inviti a nozze però. E, ma poi non ho capito bene esattamente se l'apertura a 300 è il tentativo di spingere tutti i pedoni, oppure... Cioè, perché magari non riesci a farlo, no? Perché ne spingi 4 o 5 sta già succedendo qualcosa. E già Eh l'apertura a sì. 300 devi averli spinti tutti e 8 perché sia apertura a 300. Esatto, diciamo che quella proprio ufficiale è tutti spinti di un passo. Poi ci sono state le varie modifiche nel tempo, ma quella ufficiale ufficiale è tutti a 8 spinti. E qual è meglio da muovere per ultimo, secondo il pedone F? Bella domanda. In realtà sì, forse non c'è un ordine. Partivo con lo spingere i pedoni centrali, poi pian Mm. piano mi allargavo. Re in Ah, da F2. quelli centrali. Comunque va bene, già quindi qua cioè diciamo che visto che in entrambi i casi tu hai fatto la prima mossa, io non ho nessuna responsabilità, no? Perché Sì. già dopo cavallo F3 già siamo fuori di teoria, no? Non si può giocare la 300, quindi Vero. vedrei cavallo F6, B3, no? G6, alfiere B2, alfiere G7, 3 D5, ecco qua. No, io ti dicevo che secondo me qua C4 è meglio di D4 perché proprio D4 subito, no? Magari in futuro sì per prendere il centro, ma preferisco contrattaccare il pedone centrale in D5 con un pedone laterale C4 lasciando libero, no? L'alfiere in B2, no? Perfetto. Poi anche tu l'hai preferito perché sì, no, questo va molto bene. Hai fatto E6, alfiere E2 al Rocco non può essere male, C5. Ecco, qua ci sono varie possibilità. Io pensavo di catturare in D5 e magari spingere in D4, non so cosa ne pensi magari. C per D5, su E per D5, D4, qua magari si ambisce a giocare una struttura contro il pedone isolato, no? Dopo il cambio dei pedoni C e D, che sarà molto probabile, lui avrà il pedone isolato in D5, no? Perfetto, perfetto, perfetto. Poteva essere interessante, no? Molto. Sì. E, e anche un'altra cosa qua, e anche di 4, no? Anche senza cambiare, era una possibilità perché comunque con la tensione con il pedone in C5 non è che stai bloccando il tuo alfiere, no? Certo. Se lui ha spinto il pedone in C5, se lui avesse il pedone in C7 o in C6, lui potrebbe lasciarti il pedone in D4, così comunque nel lungo termine il tuo alfiere si attiverà comunque, il nostro alfiere. E qua D3 deve essere buona. Ecco, noi qua la mossa 8 e 10 abbiamo fatto A3. Io pensavo che la mossa A3 fosse per fare donna C2, no? Senza essere disturbati dal cavallo in Esatto. B4. Però dopo che ha fatto donna C7, creare un attacco raggi X secondo me va sempre bene, no? Torre Certo. C1. Cioè l'idea base era... E qua sai che questo piano di mettere la torre in C2, la donna in A1 è molto forte. Se lui avesse giocato una mossa più cauta, per esempio B6, tra le varie possibilità che magari potevano essere su B6 la mossa 11, magari tu potresti prendere in D5 per poi provare a spingere il pedone in B4 per sfruttare le inchiodature sulla colonna C.
ma su 11 B6 la stessa torre C2 per fare donna 1 potrebbe essere interessante, no? Come idea. certo. Però che non so se fosse stata buona. Forse è più efficace una rottura al centro, ci perdi E4, ci perdi B4. Comunque lui ha giocato A5 e qua ci perdi cattura il pedone, no? Perché non giocarla? Ok, su torre, ok, perfetto. No, dopo Avevo A5, paura, no? Ci perdi avevo 5, no? molto Penso che sia paura, ottima, no? sì, sì, avevo molto paura di una spinta in A4 del suo pedone, però in effetti A4. c'è stata questa mossa che insomma guadagniamo un pedone, però penso che sarebbe stata molto fastidiosa A4. Ah, sì, A4 dici. Ah sì, però il guadagno del pedone rende tutto secondario, no? Perché Assolutamente, cioè, una lotta per caselle, così, è una cosa molto più sofisticata, non di un guadagno di un pedone che è qualcosa assolutamente. di più grande. Ovviamente se lui avesse catturato in D5 con il cavallo, prima avremmo cambiato gli alfieri, no? E poi avremmo Certo, catturato in certo, D5. Sempre con un pedone in più. certo. E dopo e per D5, torre per C5, qua penso che sia. Ecco qua, alla mossa 14, torre C2, no? Penso che sia potente per mettere la donna in A1 e la torre in C. La donna in A1 ha una funzione sia difensiva sia offensiva, difende a 3, permette all'alfiere di muoversi, no? O di muoversi subito, di supportare cambi di cap. Per esempio, dopo torre C2, se tu metti la donna in A1 e la torre anche in C1, hai il controllo della colonna C, puoi muovere il cavallo in F3, in D4, in E5 e No, no, ricatturarlo. In caso potentissimo, di cambio puoi ricatturarlo di alfiere senza perdere a 3, è potentissima, no? Questa vero, batteria. vero. Che dopo torre C1, cavallo E7, donna C2, ha fatto questa batteria, donna B1 anche buona, anche donna C5, no? Poteva essere, però donna B1 è meglio, ottimo. Lui ha fatto cavallo F5, donna 1 e è potente, no? La donna nell'angolo, però è su una linea forte. Io ho fatto cavallo H6, alfiere E5, H3 va bene per evitare potenziali trucchi, dopo cavallo H5 semplificazione, dopo alfiere per G7, cavallo per G7. Penso che altre mosse erano buone, per esempio donne I5, no? Varie mosse vanno bene, ma cavallo di 4 va bene. E lui qua sicuramente avrebbe potuto mettere la donna in un'altra casella, come D7 o D6. In caso di donna F6, cavallo per C6, permette una combinazione vincente, perché se cattura subito il cavallo, perde la donna, no? E dopo, Certo, dopo donna per A1, cavallo E7, no? Un attacco di scoperta che vince, no? È un trucco tipico. perfetto, certo, Perché guadagniamo. dopo re H, perché se avessimo catturato la donna, lui avrebbe ricatturato il cavallo. Con questo scatto intermedio rimaniamo con un vantaggio di materiale che Certo. è decisivo, no? Se non si commettono errori. Certo, assolutamente. E credo comunque anche nel caso contrario, comunque avevamo noi del gioco, perché lui c'ha i cavalli tutti lì No, tappati. avevamo un pedone in più, avevamo un pedone in più, Ah, penso esatto, che. anche il pedone in No, più. avevamo un pedone in più, il vantaggio era decisivo. Ok, Era decisivo, ma cioè, la cosa curiosa, il vantaggio era un vantaggio decisivo nel lungo termine, addirittura cioè, un vantaggio grandissimo, però forse nella partita precedente era ancora maggiore il vantaggio, sì, però senza incremento era più difficile da gestire, no? mhm, Qua sì, con l'incremento, anche se abbiamo 30 secondi, così potenzialmente se facciamo tante mosse veloci e naturali possiamo superare un minuto, 2 minuti, no? Quindi è qua vero, è vero. cioè, non c'è il rischio di perdere direttamente di tempo, no? C'è il rischio di perdere indirettamente di tempo, ovvero sbagliare, no? Perché si ha poco tempo, però qua la posizione è abbastanza semplice, non devi ricorrere a combinazioni, no? Per vincere, Certo, quindi certo. l'errore il margine d'errore è minore. Bene, dai, è uscita, siamo riusciti a recuperare Abbiamo dall'ultima evitato le 2 disfatta. sconfitte di fila. La prossima volta provo a essere io il braccio. E ha voglia e proveremo la difesa 300 se ti va. Vabbè, magari nel secondo tentativo, no? Prima un tentativo più Che ci dà facile, se grinta. rendiamo sicurezza con una vittoria, poi dopo proviamo a giocare un'apertura più rischiosa. C'è bisogno di alzare l'autostima.
Va bene ragazzi, spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ringraziamo Andrea e ciao a tutti! Grazie a voi, grazie. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!